Buongiorno, benvenuti a Verzegnis. Qui siamo nel cortile della scuola elementare perché come sindaco una delle problematiche che penso che affligga quasi tutti i comuni della Carnia è appunto il discorso della natalità e che le scuole sempre di più hanno i numeri contati per poter continuare la loro apertura. Quando si parla di Carnia 2030, come sindaco mi viene da pensare proprio a questo, no? Prevalentemente allo spopolamento dei paesi montani, quindi dobbiamo cercare di dare una risposta al nostro territorio cercando di sfruttare al massimo quelle che sono le nostre risorse. Le nostre risorse sono fondamentalmente due: il turismo, il territorio e l'energia idroelettrica. Noi ci giocheremo una bella carta con il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni nel 2029. Questa è una sfida che ci deve mettere tutti in prima linea, lo stiamo già facendo assieme a tutti i colleghi sindaci. È una sfida che dobbiamo vincere perché dobbiamo dare al nostro territorio l'energia di cui ha bisogno, passatemi il gioco di parole. Il secondo grosso problema, il secondo grosso ostacolo da affrontare è proprio quello dello spopolamento, quindi investire risorse sul territorio e capire perché la gente abbandona i nostri piccoli paesi, che sono una meraviglia, e li lascia per andare in città che abbiamo visto che non è più neanche Tolmezzo, perché poco tempo fa abbiamo appreso che anche Tolmezzo è passato sotto i 10.000 abitanti, quindi la gente che dai piccoli paesi di montagna si pensava scendesse a Tolmezzo, questa gente un po' non nasce e un po' arriva oltre Tolmezzo, scende verso il Friuli centrale. Bisogna che tutti noi cerchiamo di capire il perché di questa cosa e affrontarla e cercare di risolverla. I nostri paesi hanno anche un'altra vocazione, quella turistica. Purtroppo negli anni '80 abbiamo pagato lo scotto del terremoto e quindi tutti siamo stati impegnati alla ricostruzione dei nostri paesi e abbiamo messo in secondo piano lo sviluppo turistico del territorio. 2030, 2030, oggi siamo nel 2021, in questi 10 anni che ci vedranno protagonisti dobbiamo cercare di recuperare i 10 anni degli anni '80, quelli che abbiamo perso nella ristrutturazione dei nostri paesi, e cercare di fargli fare quel salto di qualità a livello di recettività turistica, a livello di fruibilità del territorio. Io sono consapevole che la gente non si mantiene in montagna realizzando grandi infrastrutture e spendendo tanti soldi. Bisogna puntare appunto al sociale, al capire il perché la gente se ne va e magari cercare di creare una comunità un po' più condivisa. Dico questo perché l'altro lato brutto della medaglia è che la gente tante volte non partecipa alla vita sociale e questo è una cosa che ci fa riflettere. Dobbiamo coinvolgere tutte le persone nel sociale affinché si innamorino del proprio comune, del proprio territorio e quindi non lo abbandonino, e che a loro volta anche le scuole, io per quello che oggi mi trovo qui, anche le scuole, anche gli insegnanti, ma anche noi amministratori, assieme agli insegnanti, assieme all'istituto, dobbiamo cercare di diffondere questa cultura del nostro territorio già ai ragazzi e ai bambini che frequentano la primaria, l'elementare, la media, e poi in modo tale che insomma si innamorino anche loro del territorio come siamo innamorati noi, perché io credo che tutti i miei colleghi che fanno il sindaco, che fanno l'amministratore comunale, siano persone innamorate del proprio territorio e che stanno facendo il possibile perché la gente non lo abbandoni. Quindi anche la scuola è importante, dobbiamo insegnare
ad amare il territorio, ad amare quello che la natura ci regala, e quindi la scuola, siamo qua proprio perché secondo me tutto parte da qui. Grazie.